tu hai la candida, tu hai la candida voglia di amare solo me. Sa-na-na-na, tan-ta-tan, tararira-ran-ta-tan. Esatto, sì, non li sopportavo più, me li ha tagliati l'Alessia. Ma sì, appunto, dai, ho voluto provare, era quel sogno represso, no? Di provare a avere i capelli lunghi, alla fine li ho avuti, li ho tenuti anche tipo 3 anni, da quant'è che ce li ho non lo so, però basta, cioè veramente, mamma mia, ce li avevi sempre in bocca e dopo asciugarli, cioè non ti dico che meglio con le cervicali, porca miseria, perché per asciugare questi è veramente un colpo di asciugamano e via, quindi insomma vedi, come dicevo, ho sempre voluto, no, questa situazione di non rotture di balle, di semplicità, no, nella vita, e se anche le cose tipo i capelli lunghi iniziano a essere una complicazione, una rottura di balle, via anche quelli, si taglia fuori anche quelli, letteralmente proprio, RCP. Sì, è stato più un desiderio represso perché vedi, praticità non ce n'è, o almeno credevo ci fosse praticità nel senso che non dovevo pettinarli, andare dal barbiere, eccetera, però insomma avendo Alessia che me li taglia con la macchinetta, cioè cosa devi pettinare quando sono corti così? Non li pettini, no? In più, digli CP, coincidenza col primo giorno dell'estate, cioè adesso veramente, oddio, quanti ne abbiamo? Non so, siamo tipo a metà maggio, una roba del genere. E c'è già sto caldo bestia, mamma mia, pensa con i capelli lunghi, la barba lunga. Cosa hai visto? Le lucertole? Aspetta che dobbiamo andare a lucertole. Cosa hai trovato? Hai trovato l'uscertola? Hai trovato l'uscertola? Come facciamo? È passata l'Alessia, Amy, e non ha giocato con la tua pallina. Tu gli hai fatto vedere la pallina, ma lei non ha giocato con la pallina? Amy, è grave? Non ha giocato con la pallina? E tu gli hai mostrato la pallina, gli hai detto giochiamo con la pallina. E niente pallina. Mannaggia, che vita ingrata, che vita infame. Italia, perdonami se non ti rispondo, ma decine di messaggi al giorno di Messenger. E dopo WhatsApp, la pagina Facebook, i commenti YouTube, le email, cioè decine e decine di messaggi al giorno. È bellissimo, mi fa veramente tanto piacere. Non so mai dove devo guardare. Devo un giorno imparare dove guardare, che sennò sembro strozzo. Però non ce la faccio. Quindi, casomai, io direi rispondo, diciamo, sui commenti YouTube, perché poi mi è facile a voce, ossia quando faccio i video rispondo. Anche perché adesso, appunto, più che altro non riesco a mettere assieme il lavoro e tutti i commenti perché sono tanti, non riesco più proprio a lavorare. Che vorrebbe sempre mangiare sto cane e vuole ancora pape di Amy, pape di Amy. Dove vai, puttanella? Sì, adesso arrivano le pape. Le pape di Amy. Arrivano pape di Amy? Sì, lo so, sono lì. Sì, sono lì. Lo sappiamo. Però sono fredde al frigo. Bisogna aspettare che si raffreddino. Le pape di Amy fredde. Le pape di Amy. Sono fuori le pape di Amy. Ah, pape di Amy. Dove pape di Amy?
Dov'è pappe di Emmy? Le pappe di Emmy. che faccia cane torturato adesso arrivano. Però cane, porta... aspetta, ragazzi, io l'ho usato il cucchiaino di legno, era quello mio! Vai, ciuccia cane, pulisci. Vedi? Ogni tanto qualche tu mi dice, la lavatrice in camper, la lavastoviglie. Guarda qua, prelavaggio 100% naturale, prelavaggio pericoloso. Arriva pappe di Emmy. Vedo un nasone che vuole le pappe di Emmy. E dove le mettiamo? Le mettiamo qua, dai. Tanto so già che mi farai il disastro. Aspetta, così, sì. È anche antiscivolo quella tazza là, però... Perché ho dimenticato e un casino siamo qua avanti. Tra veterinari di Singano e veterinari di CP. Insomma, alla fine, vabbè, l'avevo lasciata giù un po' in giardino perché scagazzava di continuo, poi me la faceva sempre dentro in camper. E io ero lì e le stavo fuori a far compagnia, ovviamente. E la ciotola è rimasta là praticamente, ecco. Quindi domani o ne compriamo una oppure la prendiamo su al ritorno, non lo so. Se ce n'è una antiscivolo la prendiamo, se no... Vabbè Italia, dai, adesso a parte vabbè sono pieno di lavori da fare, però diciamo come hobby svago, si sa, io invece di guardare la televisione, quelle cose là, monto i video, no? Ok? C'è stato un periodo di, come dire... demotivazione perché sì, hai visto? No, beh, sì, l'avevo anticipato che avevo tagliato i capelli. No, vabbè, c'è stato un po' di demotivazione perché col Premiere si piantava di continuo, era lento, eccetera eccetera. Adesso è finalmente uscita, l'ho appena installata, devo ancora provarla, la famosa versione 14.2, la 2020 14.2. Quindi speriamo adesso che vada veloce e non si pianti, così almeno insomma non ci metto ore per fare un video, porco cane. Che voglia di fumare, mamma mia, che nervoso, in più mi vedo anche così brutto da te camera, mi vedo ancora più nervoso e quindi ancora più voglia di fumare. Però c'è picca voglia di fumare. Come dove sono? Sì, è fuori al centro di medicina, là, come l'altra volta. No, praticamente avanzo... Sto cavolo di tampone faringeo, ma praticamente con questo discorso del coronavirus, sì cane, grazie che mi fai gli effetti sonori sottofondo, nessuno vuole mettere le mani in gola a Singano inspiegabilmente, quindi qui mi farò delle analisi del sangue eccetera 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 e quindi domani credo coglioni all'ospedale a sentire per quando fare questo cazzo di tampone. Cosa? Vuoi venire in ospedale con la GoPro? A vedere com'è la situazione in un ospedale italiano? Va bene, dai. Già domani mi ricordo di mettermi la GoPro in tasca, bella carica. Sì, dai, fatta. Guarda che ho testimone la macchinetta. Ti ho detto, andiamo a fare un giro fuori. Guardala, vedi? Dai, andiamo a fare un giro. Dai, guarda che bello, il giro. Dove abito oggi? Niente sbam in mezzo. Ecco, a zona industriale. Che tristezza, acqua pioggia. Ma, CP... È perché piove che non vieni. Dai, andiamo a fare pissatina, cagatina. Non mi tieni fino a domani mattina te. Ma guarda te che razza di cane che devo avere, porco cane. No, dopo mi svegli alla notte, che devi uscire come l'altra volta, io faccio la notte in bianco. Domani vengo la sveglia alle 7 col cazzo. Dai, andiamo. Dai, su. Dai che c'è il gatto. Mamma mia che se devo contare ste balle per far uscire il cane. Dopo dici agli altri che sono falso, perché dici, non c'è il gatto, ma tu le bugie. Vai, fai la pipì, sgancia. Porco cane. Dai che fa freschetto, piove anche. Fai con calma, cane. No, tranquillo, non c'è mica fretta. Stiamo qua, Vedi, i cani sono come le persone, no? Quando invecchiano, rincoglioniscono. Sta qua a mezz'ora che tontona, che cazzeggia avanti e indietro, è stata 10 minuti in mezzo alla strada con la pioggia, ferma, là, così, in mezzo all'asfalto. Porca miseria. Guardala. No, col cacchio che entri, vai a pisciare. Porca troia. Entra di nuovo. No, non è che sono cattivo, è che dopo questa mi tira giù alle 4 di notte, ogni volta. No, adesso stai qua finché la fai, porca miseria. Brava, non serve solo andare nell'erba, devi fare anche la pipì. Fai la pipì, no, non mi prendi in giro. Fai la pipì. Dai. Porco cane. E là che ha freddo, batte brocche. E dopo mi alzi alle 4 e io devo uscire in pigiama di notte col freddo. Zingaro, voglio vivere come te. Ogni volta.
Porca troia, aspetta che spengo qua. No, anche di fare quella faccia da cazzo. Però seriamente stanotte se rompi i coglioni si piscia addosso, io non mi alzo più, perché è una presa per il culo. È una presa per il culo ogni giorno fare le notti in bianco. No, mi sono rotto le palle. Ok, cane?